Lo ha tradito essere tornato sui suoi passi, essersi presentato ieri a casa della madre per farsi una doccia, cambiarsi, mangiare qualcosa. Stefano Rizzo, il 54enne dipendente di Asco TLC, ricercato da mercoledì notte per aver aggredito a colpi di accetta la moglie Gianangela Gigliotti a Conegliano, voleva sparire, darsi per morto. Intorno all'ora di pranzo ai carabinieri che già tenevano sotto controllo le abitazioni dei parenti, la segnalazione di un vicino, Rizzo era ad Arcade. C'è arrivato a piedi e in bicicletta dopo essersi liberato della macchina della fuga. Si era disfatto della macchina a Cortellazzo, l'ha immersa nel fiume Piave, simulando probabilmente un suicidio, facendo credere ai propri parenti più stretti di essersi suicidato, anche alla luce del biglietto che ha lasciato. L'auto sott'acqua, i documenti sull'argine, così da poterla identificare, poi la visita alla madre che oggi non ha voluto parlare. Non c'è niente, guarda, non voglio neanche parlare. È stata una caccia all'uomo, come si suol dire, questo tanto per assicurare alla giustizia quello che noi riteniamo il presunto aggressore, quanto per evitare che potesse mettere in atto ulteriori fatti analoghi o quantomeno anche di autolesionismo. I carabinieri lo hanno catturato mentre si nascondeva nel cucinino. Prima ha tentato di negare, ha raccontato di essere stato anche lui vittima di 2 stranieri, poi ha ammesso. I militari stanno ora cercando di ricostruire le fasi della fuga tra il trevigiano e il veneziano. Ha detto di aver vissuto tra i boschi questi giorni, nella zona del Trevigiano e del San Donatese, e non sopportava più questa latitanza, poi alla fine ha rubato una bicicletta e ha ripercorso verso nord la provincia di Treviso sino ad arrivare ad Arcade. Al vaglio l'eventuale complicità di altri soggetti. Rizzo potrebbe non aver fatto tutto da solo. In quel caso scatterebbe l'accusa di favoreggiamento.